incontro del ciclo Storie e Storie. Questa sera qui alla Casa del Corpo abbiamo i nostri due relatori, Enzo Paolucci e Paura, Siamo Barbisemi, che ci racconteranno questa storia che l'abbiamo intitolata Cotone, Sport e Cotone, o Cotone e Sport, non mi ricordo più adesso, il titolo esatto, sono tutte le due cose. Però ecco, quello che sicuramente sarà interessante ascoltare è la loro analisi appunto di queste forme di socializzazione, aggregazione, incontro che ci racconteranno come avvenivano e come appunto quali forme attraverso lo sport e attraverso i luoghi che permettevano questa modalità di incontro, ecco, come si svolgevano. Lasciamo a loro tutta la parola di questi racconti. Io mi metto qui alla regia così vi aiuto nello scorrere anche le immagini che sono molto interessanti e servono per comprendere anche meglio i loro racconti. Chi vuole partire? Parlo, faccio un inquadramento. Non fare questo. È un microfono direzionale, non serve lasciare. Nel senso che se lo lasci lì, lui prende comunque. Speriamo. Fidati. Allora, farò un discorso abbastanza generale e sintetico su come lo sport, un po' di moderno, arriva a Pordenone, si diffonde soprattutto tra gli strati della popolazione più umili e poi passerò la parola a Tiziano. Bene, il contesto sociale ed economico della città del Moncello nell'Ottocento si caratterizzava per le grandi fabbriche che lavoravano appunto il cotone e davano lavoro a migliaia di operai. Pordenone era un centro industriale abituato in gran parte da operai cotonieri. Uno dei sistemi per rendere più robusta e produttiva questa gran massa di operai e operaie fu l'idea di utilizzare l'attività sportiva come antidoto al rachitismo e alla tubercolosi. Esistono tuttora in certe fabbriche a Rorano delle scritte, delle scritte sui muri della fabbrica che consigliavano ai salariati l'attività fisica e il tenere aperte le finestre delle abitazioni per far circolare l'aria più volte al giorno. Lo sport era utile anche per distrarre le maestranze da altri passatempi dannosi per la salute dell'operaio, l'osteria, l'alcolismo e il bordello. Ma il filo rosso di cotone lega la struttura economica della città alle attività ricreative e sportive degli operai essi. Per la nascita e lo sviluppo dello sport a Pordenone vi sono stati tre poli di irraggiamento, tre centri di sviluppo: le scuole elementari e tecniche del capoluogo da circa il 1870 ci sono i primi esperimenti di attività sportiva, le fabbriche di Torre, Borgo Meduna e infine una organizzazione più strutturata, più organica, quella che avviene negli anni 20 del Novecento con i dopolavori aziendali nelle varie frazioni della città. Bisogna inoltre ricordare che fra i meccanici inglesi e gallesi che fin da subito, quindi fin da della costruzione del primo grande stabilimento a Torre, c'erano questi tecnici specializzati nel montaggio e nella manutenzione delle macchine tessili. Tra questi gruppi di inglesi e di gallesi, probabilmente praticavano sia il rugby e sia il calcio. Quindi non è da escludere che nel corso dell'Ottocento questi stranieri abbiano portato e cominciato a diffondere questi sport moderni. Contesto normale.
Lo sport, io parlerò dello sport soprattutto nel periodo dopo la riunione del Friuli all'Italia, quindi dopo il 1866, e non il periodo primo. E quindi bisognerebbe parlare anche delle leggi, delle norme che hanno consentito l'introduzione dello sport all'interno della scuola elementare e della scuola tecnica. Sono due essenzialmente. Una è la legge Casati, che è del 1859, che prevedeva che in tutti gli istituti superiori ci fosse l'insegnamento della ginnastica e degli esercizi militari. Ora, l'unico istituto superiore esistente nel Pordenone era la scuola tecnica Licino, creata nel 1871. Poi un'altra legge fondamentale per la diffusione nelle scuole delle attività sportive è la legge Casati del 1878, voluta da De Santis, che introdusse l'insegnamento obbligatorio della ginnastica in tutte le scuole di ordine e grado. Fu la prima legge dedicata per intero a questa materia, con 8 articoli ben dettagliati, e le leggi successive avevano fatto sempre riferimento ad esse. Allora, ho parlato prima di 3 centri di irraggiamento dello sport: le scuole tecniche elementari, la fabbrica, i 2 grandi stabilimenti di Torre di Bortone Luna e poi i quartieri, il dopolavoro nei quartieri. La ginnastica entra nelle scuole elementari tecniche del capoluogo poco dopo la riunione del Veneto e Friuli al Regno d'Italia, avvenuta nel 1866. I pionieri del nuovo insegnamento introdotto con certezza dal 1871 furono 2 maestri elementari, Luigi Spagnolo e Giacomo Baldisseri. Luigi Spagnolo è nato a Oderzo il 10 luglio del 23 e arriva a Pordenone dopo il 1866. Assume l'incarico di direttore didattico e di insegnante di ginnastica e probabilmente svolge l'incarico dell'insegnamento di ginnastica sotto la guida o in coordinamento con il Valdisseri. E abbiamo una prova di una sua nota indirizzata all'amministrazione comunale, in cui Spagnolo gli chiede di essere pagato per una serie di lezioni che lui comincia proprio a dare dal 1871, da giugno 1871. L'umile sottoscritto, dice Spagnolo, il quale per 4 mesi si affaticò, giugno 1871, si affaticò quasi ogni giorno ad esercitare gli alunni della scuola urbana, classe per classe, nella ginnastica ed anche negli esercizi militari, conforme prescrivono le vigenti leggi scolastiche. E quanto prima si recherà appositamente a Polcenico, dal Val di Serra, per avere da quella scuola schiarimenti sul metodo e sui vari prezzi che potrebbero occorrere per uso di cibo. Spagnolo quindi è in contatto da subito con Valdissera, che nel frattempo risiede e insegna ginnastica a Polcenico dal 1866. Poi dal 1875 vi un cambio alla guida della scuola pordenonese e Spagnolo viene sostituito da Giacomo Valdissera sia come direttore didattico che come insegnante di ginnastica. Giacomo Valdissera, udinese, nazionalista e militarista, è tra i fondatori della prima società sportiva di Pordenone nel 1893, una società di scherma e di ginnastica, e riveste fin da subito, quindi da metà degli anni 60, dal 1875, il doppio incarico di direttore didattico e di insegnante di ginnastica alle scuole tecniche e alle scuole elementari. Su Valdissera c'è un mio articolo sul sito della Storia e Storia. Possiamo vedere Valdissera al centro di questo gruppo di allievi della scuola tecnica. È una foto del 1800, fine 800, inizio 900. E quello con i baffetti al centro. Sono benissimo.
Val di Serra, uomo dell'Ottocento, era impregnato di volontarismo e attivismo, di idealismo nazionale e patriottico, volontario in tutte le guerre, la prima a 15 anni e l'ultima a 71. Aveva una concezione dell'educazione fisica tipicamente prussiana, basata su disciplina ed esercizi militari. Il suo maestro era stato lo svizzero Rodolfo Obermann. Nel 1863 aveva frequentato Val di Serra, a Torino, il corso magistrale di ginnastica, istituito nel 1861 da Francesco De Santis, ministro della pubblica istruzione. Nel manifesto funebre affisso sui muri cittadini dopo la morte del Val di Serra, avvenuto il 10 agosto del 20, era commemorato con enfasi retorica con le seguenti parole: in memoria di Giacomo Battistero, nato il 21 maggio 1844 a Udine, morto a Pordenone il 10 agosto 1920. Patria, scuola, famiglia costituirono l'ideale della sua vita. Sospirando la liberazione del suo Friuli dal cipite Mosco, fuggito dal vento, fu volontario garibaldino e nell'ultima rivendicazione contro il secolare nemico riprese il servizio nel Regio Esercito, conseguendo il grado di tenente colonnello. Per mezzo secolo, maestro e direttore didattico, professore di educazione fisica, nelle anime fanciulle seminò la parola sublime che congiunge il sapere e la volontà. Marito e padre esemplare, ebbe sempre disposto il grande cuore, il sacrificio senza limiti, e al dolore che si nasconde e all'amore che perdona. Quale benemerito di istruzione fu scinito di medaglie d'oro e d'argento, e della croce di cavalieri, pari segni di riconoscimento di quel bene che gli profuse e di cui rimane perenne ricordo nel cuore di quanti conobbero il lavoro modesto e fecondo della sua pura giornata vita. Pordenone, il 10 agosto 1920, manifesto affisso ai muri della città. Questo per quanto riguarda la diffusione, la prima diffusione della ginnastica nelle scuole elementari tecniche cittadine. Ma non era l'unico luogo dove da circa la metà dell'Ottocento comincia a essere insegnato e a diffondersi l'attività della ginnastica e dell'educazione fisica. Un altro luogo importante a Pordenone dove si diffonde la ginnastica è nei due grandi cotonifici cittadini, quello di Torre e quello di Borgogna. Non si conosce la data precisa dell'introduzione dell'insegnamento della ginnastica nei cotonifici. Forse è avvenuta con la creazione della scuola di fabbrica nel 1869, grazie al direttore Giovanni Antonio Locatelli. Dalla fine degli anni 70 dell'Ottocento, l'amministrazione comunale paga un insegnante di ginnastica perché tenga dei corsi nei cotonifici di Torre Borgometuno. Nel 1880, un insegnante elementare, Pacifico Falusca, era insegnante elementare presso la scuola elementare di Torre, impartiva lezioni di ginnastica agli operai della frattura di Torre. La presenza di bambini tra i esiliati della fabbrica di Torre Torre è rilevante negli anni 70 ed era di circa 504 unità, pari al 23% del totale. Nel 1882, tra le condoglianze funebri alla morte di Giovanni Antonio Locatelli, vi è quella della scuola di ginnastica del cotonificio di Torre. Fortunati noi, che nati e cresciuti sotto l'illuminata direzione del valente uomo Locatelli, potemmo sin da fanciulli dedicarci con interesse al lavoro, istruire la nostra mente, educare il nostro cuore all'apposita scuola da lui aperta. Aveva fondato una scuola elementare sia per i bambini e sia le bambine nel 1869. Egli, chi avrebbe fatto altrettanto per noi? Egli ci amava davvero ed è perciò che ci voleva vedere
vederci crescere giovani sani, laboriosi forti. E noi, seguitato ad approfittare delle sagge sue istituzioni, sapremo anche salvare il cuore per lui una santa venerata memoria, congiunta alla più dolce ed affettuosa conoscenza. Ed ora, con l'animo vivamente commosso, gli andiamo l'ultimo vale, firmato gli allievi della scuola di ginnastica della filatura di Torre, messaggio inviato alla morte di Locatelli nel 1830. Terzo punto di radiamento, cioè di diffusione della ginnastica, i dopolavori. L'aggregazione e l'organizzazione di dopolavori corrisponde a un progetto complessivo ricreativo sportivo su scala nazionale, elaborato dal regime fascista. Questo progetto tocca anche Pordenone e a Pordenone tocca tutti i quartieri industriali della città. Vengono creati tra anni 20 e anni 30 4 centri dopolavoristici, uno per ogni quartiere cittadino. Il dopolavoro di Torre nel 1925, il dopolavoro di Borgomeduna nel 22, il dopolavoro di Lora Grande e il dopolavoro centrale di Pordenone. Ogni dopolavoro aveva una propria sede e proprie attrezzature sportive. Di tutte queste strutture, l'unica che è rimasta in piedi negli anni 50, di cui abbiamo documentazione, planimetrie, disegni, è il dopolavoro di Toro. E il dopolavoro di Toro risulta dalla ristrutturazione del vecchio dormitorio dell'operaio di Musine, trasformato subito dopo la Prima Guerra Mondiale in un grande centro sportivo. Nel dopolavoro di Torre venivano praticati ginnastica, pallacanestro, atletica, alpinismo. Di tutte le strutture sportive, appunto, dei dopolavoristi pordenonesi, quella di Torre è l'unica di cui conosciamo l'esatta posizione e disponiamo delle planimetrie. Purtroppo non così per gli altri pianti dopolavoristici di Borgomedone. Lo sport femminile. Nel 1890 un buon numero di bastoni Jager vennero trasportati. I bastoni Jager sono delle aste inventate dallo Jager, che era un tedesco, e servivano per gli esercizi ginnici. Furono importati in Italia e diffusi anche nelle nostre scuole sportive italiane. E appunto nel 1890 un buon numero di bastoni Jager che erano depositati nel cottonificio AMA di Borgomeduna, su richiesta di Giacomo Battista di Serra, vennero trasferiti alla scuola femminile, la scuola elementare femminile. Quindi da questa informazione posso fare due elementi importanti. Il primo, che si praticava la ginnastica oltre il cottonificio di Toro, anche il cottonificio di Borgomeduna. E il secondo, che la ginnastica era praticata anche fra le donne, fra l'operaio del cottonificio. La prima segnalazione di competizione sportive femminile è del 1912. Si tratta di gare ciclistiche femminili svolte nei giardini di Via Gorizia e nello stesso anno c'è la prima segnalazione di allenamento di tennis a Prato. Nel 21 poi, prima segnalazione di escursionismo e alpinismo femminile e nel 32 di accanottaggio e nuoto. Le competizioni di ciclismo femminile si svolsero nei giardini di Via Gorizia in via Gorizia a Pordenone. Le partite di tennis invece si tennero nel tennis club Acacia a Prato. Le giocatrici, chiamate gettatrici dal giornalista, forse perché nel tennis si getta una pallina, la racchetta da parte di un'altra, appartenevano all'altra società.
Tra di esse figurava anche Frida Raz, figlia del fondatore del Conservatorio di Coderos. Nel 21, altra testimonianza della presenza femminile nella società alpinistica pordenonese. Vi è un grosso numero di socie femmine. E vediamo alcune immagini. Queste sono solo. Sì, quella sopra. Ecco, queste sono delle immagini sui primi esperimenti di canottaggio avvenuti negli anni 20. Questa è una foto dell'alta collina, non è pertinente, vai pure avanti, vai pure avanti. La foto della città, vai pure avanti. Ecco, questi sono degli esperimenti di canottaggio avvenuti nel fiume Noncello negli anni 20 del Novecento. Vai pure avanti, sempre. Questa dovrebbe essere una barca di allenamento, un unico remo, un timoniere e i due vogatori. Vai indietro, vai indietro, vai pure indietro, esci dalle diapositive, esci ancora. Beh, queste sono tutte foto della pratica del Pordenone. Puoi passarle quando entrare nei vari file. Questo è Amsic, un arbitro. Questa probabilmente è quella di prima, era la palestra di via Trieste negli anni 60. Torna indietro, torna poi indietro. Il judo fu introdotto nel 1956, 55-56, dal capitano Levi di Pordenone. Queste sono le foto di Baglioni o Grillo, su due praticanti. Questa è la foto dell'APEC di Milano, la Società Proletaria di Educazione Fisica. Questa è sempre una foto dei primi praticanti a Milano dei primi anni 50, sì, a metà degli anni 50, una delle prime società di pratica. Sempre una foto dell'APEF, sono tutte foto dell'APEF, questi di Milano. E il primo club di judo a Pordenone è del 56-57. Poi nel 73-74 nascono altri due club. Uno è il Judo Quai al Palazzetto e l'altro lo Scorpion Torre, che viene fondato qui a Torre da Emilia Senanda, il professore. Questo è Desi alle Olimpiadi, torna pure indietro, che vincerà le Olimpiadi dei massimi a Tokyo nei primi anni 60. Quello a destra invece si chiama Carmeni, è un bravo maestro italiano. È il primo italiano a fare le Olimpiadi di judo del 1964, poi uscire. Sì, allora, è fondato appunto lo Scorpion qui a Torre nel 1973, quest'anno sono 50 anni. Questa è una foto di judo al Pala Terni di Udine, un gruppo di praticanti, vai più avanti. Un altro sport che nasce a Pordenone nel 1929 presso il lago della Bologna è il nuoto e il canottaggio. I primi esperimenti di nuoto e canottaggio avvengono appunto nel 29 alla Grandia. E la fondazione della Caratieri Portus Nautis, la prima società nuoto e canottaggio, è del 29.
bisognerà attendere il 1975 per la fondazione della Ginnasio Nuoto, mentre la WISP Nuoto Cordenons e la WISP Nuoto San Vito nascono nel 1931. E grandi eredi di questa tradizione culturale di nuoto e canottaggio sarà il Barone, che diventerà commissario nazionale di kayak canoa nazionale, e la medaglia d'oro Mulveti di Cordenons nel K1 alle Olimpiadi di Londra. Questa, ecco, torniamo un po' indietro, si vede il fondatore del judo al centro, il capitano Garbiti, attorniato dai gruppo di primi praticanti. Si può distinguere l'ingegner Natalucci, Durat, Dino Furlani, Gerio, Portolani, di Torre, eccolo lì, questo è Portolani. Possiamo andare avanti. Io mi fermerei qui e darei spazio al mio compagno di conferenza. Bene. Visto che non siamo nel commettere Magic Johnson in questa lunga e il braccio del sangue. Allora, io mi introduco, si apre pure magari la prima slide. Mi introduco in questo modo qua, non so se voi riuscite a leggere da lì, perché io parlerò dello sport di torre, Aspetta, se te lo ingrandissi tu. però comunque glielo accenno lì. Non è problema. Allora, parlerò dello sport di torre prevalentemente, perché qui ci troviamo a casa del popolo di Torre, l'istituzione del quartiere, e lo sport di torre, per quel che mi riguarda, per le mie ricerche, ha avuto come dire, grande interesse, ma vi faccio solo un cenno, abbiamo anche una bella mostra presso i corridoi della palestra in via Peruzza, che è un unicum in Italia, dove abbiamo un'alta concentrazione di campioni, mi pare sono già 39-40 discipline diverse, per cui con 140 atleti, per cui partiamo da questo punto. Comunque le origini di Torre le sappiamo tutti qua, so, le origini romane, eccetera, per cui essendoci anche una villa di un nobile, sicuramente qualcosa di sportivo, qualche gioco l'hanno fatto anche lì, no? Poi nel Medioevo si sono allenati di sicuro abbiamo la giostra del castello, quindi sappiamo che tipo di giochi facevano, si allenavano alla guerra, poche parole, no? Poi, come diceva Enzo, arriva questo insegnante di ginnastica, Baldissera, che nelle mie ricerche, lui le ha più approfondite delle mie, però nel 1877 c'è questo bando di concorso proprio per assumere un insegnante di ginnastica per gli operai del cotonificio. Ora qua una riflessione io la farei, cioè voglio dire, operai del cotonificio vuol dire ragazzi anche di 12 anni, cioè quindi dei ragazzetti piccoli, era anche una scusa per distogliere un po', come diceva lui, da cose importanti, ma soprattutto per scolarizzare anche questi ragazzetti, perché se no, con la scusa della ginnastica, probabilmente riuscivano anche a insegnarli a due conti e due. Ecco, dopodiché passiamo a un'altra epoca che diciamo, c'erano già delle iniziative sportive anche presso il nostro botonificio, ma poi nel 1915 parte la guerra e si blocca tutto. Si riparte poi nel 1920 grazie a un tecnico del botonificio, un certo Nello Frasio, negli anni 20 comincia a presentare delle cose organizzate, insomma, come sport. E in quell'epoca lì, leggendo i giornali, gli sport erano tra i più vari, cioè erano veramente strani anche, la corsa campestre, cose del genere. C'è un bell'articolo che parla di un evento, se non erro, attorno al Clausetto, ha fatto una gita 280 atleti perché sono andati proprio a fare delle gare a Clausetto, cioè, quindi e anche lì con molte attività femminili. Io ho scritto un libro che parla di basket, ma
fa qualche cenno anche alle attività, diciamo così, in generale di Torre. E lì ci sono anche nomi e cognomi di queste persone che hanno partecipato a queste gare, quindi non sto qua a elencarle. Ok? Una cosa interessante è sono le denominazioni poi che cambiano nel tempo, le denominazioni dei dopolavori, perché poi lì alla fine succede così che prima si chiama dopolavoro, poi diventa CRAL e così via. Sono cose che probabilmente sapete anche voi perché lo sport viene, come dire, percepito da chi lo pratica solamente per divertimento o anche per agonismo, ma non gliene frega niente a nessuno di chi comanda, cioè basta fare sport, basta divertirsi, no? Ecco, allora vi ho parlato del libro, se metti la slide successiva, c'è una copertina a questo libro che chi non ce l'ha, c'è un incaricato qui che magari lo può fornire, insomma. Come nasce questo libro? Nasce perché io sono uno di quelli che ha, diciamo così, il termine esatto è rifondato la pallacanestro di Torre, insieme ad altri ovviamente, no? Da un'idea dell'82, del 1982. Poi la società è tuttora operativa e va avanti bene e in un momento sarà stato il 2013, penso, una roba del genere, il presidente mi dice, tu che ti ricordi qualcosa, scrivi su Facebook delle cose, no? Io in realtà ho anche iniziato a fare questa cosa. Poi mi sono reso conto che c'era molto di più da scrivere, per cui ho cominciato a cercare, ho chiesto anche a lui, gli ho rotto le scatole tante volte, insomma, giornali, eccetera, no? Per capire, perché mi ricordavo anche di persone anziane che avevano giocato a pallacanestro, che abitavano nel quartiere. E quindi nasce da lì, in poche parole, questa idea, no? E quindi ho cominciato e ho trovato delle cose interessanti. Adesso se vuoi girare magari, ecco, questa non è di pallacanestro, però per dire negli anni 20 praticamente è una foto degli anni 20 del calcio a Torre. Non parlerò tanto di calcio perché effettivamente non è proprio il mio sport, però per dire è un documento significativo che già negli anni 20 c'era una struttura organizzata, qui si parla di calcio, ok? E penso che una cosa che vi devo descrivere perché voglio anche un po' drammatizzare un po' di cose. Mm, Dunque, se tu cambi, no, allora non serve cambiare niente, te stai lì. Allora, lo sport veniva praticato anche per dire le mie testimonianze, perché io ho scritto questo libro basandomi su molte testimonianze a tu per tu, persone tipo Giacomo Scarper, Giacomo Rizzo, il calzolaio, o gente così che aveva già una certa età che mi ha raccontato delle cose. Poi ho trovato degli articoli interessanti. Uno è questo. Beh, vi leggo solo un piccolo così che a me piace, è molto simpatico. Quindi lo sport era considerato strumento per vivere un po' meglio e chi non possedeva idonee caratteristiche fisico-atletico rimaneva tagliato fuori dallo sport, ma è anche adesso così. Cioè, se c'è un po' di agonismo, chi non ce la fa altro, ok? Nel 1927 due torresani, no? Buontemponi, che erano disoccupati, hanno detto se entriamo nel rango dello sport, si trattava di entrare nel rango dello sport, probabilmente riusciamo anche a trovare un impiego. E si sono inventati questa cosa qua. Hanno chiesto al Podestà di Pordenone, no, l'autorizzazione di mettersi in cammino con una carriola facendo il Giro d'Italia, cioè pur di entrare nel rango dello sport, ma non avendo diciamo, qualità fisiche e quant'altro, hanno chiesto, beh, facciamo il Giro d'Italia con la carriola pur di entrare nel rango dello sport per trovare anche un'occupazione. Ecco. Alcuni sport minori tutt'oggi hanno questo tipo di filosofia, cioè perché o entri in un corpo militare oppure non guadagni, insomma, questo è un po'. Ecco, questo è stato questo tentativo. Puoi girare la slide, per favore? Allora, qui adesso ci addentriamo in un elemento storico e qui parliamo di Mario Agosti. Mario Agosti è stato il primo presidente del CONI di Pordenone, però ha avuto una sua storia sportiva udinese che ha praticato calcio e ha indossato anche la maglia azzurra nelle discipline di atletica, eccetera. Per lui a un certo punto diventa il direttore tecnico
sportivo del cotonificio, quindi diciamo che parte da lui, questa è l'epoca dopo Val di Serra evidentemente, no? Ecco, gira pure perché ne ho due slide, adesso le mettiamo magari in fretta per... Posso chiederti che anno Agosti diventa direttore tecnico del Sì, dopo lo dico, però tu mi puoi rubare le qua. Dopo lo dico perché è un passaggio successivo. Dovrebbe essere 25 se non ricordo male, ma comunque dopo ce l'ho più. Allora, la parte interessante è che questo personaggio viene assunto dal cotonificio, evidentemente come dipendente del cotonificio, però pratica lo sport e lui ottiene anche un record nel giavellotto che è mantenuto per un sacco di tempo, per esempio. Per cui era un campione proprio. Eh, la cosa che volevo dire, invece, quando ho scritto questo libro, cercavo le notizie di basket, di pallacanestro, perché quello dovevo fare. Ed ero veramente un po' in panico perché non trovavo nulla nei giornali dell'epoca. A un certo punto mi sono imbattuto in una notizia minima, ma proprio con la lente sono andato a cercarla. Primo derby della storia di pallacanestro avviene in aprile del 29 tra il gruppo sportivo di Pordenone e quello di Torre. C'è solo scritto così, palla al cesto, aprile del gruppo sportivo si sono incontrati e c'è scritto chi ha vinto il Torre, ma non c'è né il punteggio né chi erano gli altri, non c'è scritto nulla, nient'altro. Però quella notizia lì mi ha entusiasmato e quindi lì sono andato avanti per cercare delle cose. Ecco. E quindi il primo derby della storia, dolenti o non dolenti, l'ha vinto il Torre, questo bisogna dirlo, insomma, ecco. Dopodiché i pordenonesi avranno che dire, ma non ci interessa. Ecco, qui l'immagine che vedete lì praticamente, qui siamo già negli anni 30 praticamente, addirittura negli anni 30 proprio Agosti chiede, ah no, prima devo farvi un appunto però scusate, come mai quelli di Torre hanno vinto contro il Pordenone? È la mia supposizione, però insomma mi piace pensarla così. Perché si sono allenati. Dove si sono allenati? Si sono allenati, se voi salite qua al semaforo c'è un edificio, Presin, si chiama così per noi. L'edificio è uguale a com'era, praticamente, no? In realtà nasce lì il primo vero dopolavoro, perché si incontravano dopo il lavoro e avevano strutturato il campo da bocce, avevano in una specie di baracca, chiamiamola capannone, fatto una palestra. La palestra era attrezzata con la spalliera, la cavallina e un canestro, un palo con un canestro. Queste sono testimonianze date da chi le ha viste queste cose, no? Per cui quelli di Torre si sono allenati che avevano la possibilità di avere un canestro, quelli di Pordenone magari no, e quindi siamo riusciti a vincere quella volta. Boh, era per riprendere. Agosti chiede però, chiede più spazi per lo sport. Quindi il cotonificio adesso non si sa bene se acquista o se affitta il cosiddetto Camp di Cadorin che si trova in via del Po, si trovava in via del Po, che è una strada un po' più su dopo il cimitero, e lì attrezzano il campo, lo strutturano per far calcio, per fare atletica, per fare anche basket. Quindi vuol dire la pallacanestro con due pali piantati, con due cerchi alla buona, ma sull'erba, sull'erba battuta, cioè non chissà che robe. Però al campo così succede una cosa straordinaria, puoi girare anche immagine se vuoi, che io non ho capito il libro, lo intitolo Per contentare i fioi. Quindi se vedete sullo sfondo, la segno magari, vediamo un po' se... Aspetta che vedo. Questa qua, questa qua, è la famosa palestra al chiuso, la famosa baracca. Allora, per contentare i fioi però, allora lì il Brasile, no? Cosa fa? Oltre al campo di bocce, tira il terreno, che vuol dire passarlo come il rullo, mette due canestri, addirittura se voi vedete c'è un filo con il lampione, perché quello lì è stato considerato poi successivamente anche un bel campo illuminato della storia, no?
Ecco, nel campo di Cadorì, per esempio, si sono allenati un po' tutti, un certo Noè della Flora, che magari qualcuno di voi ha sentito nominare, che sarebbe il padre di Renato della Flora, che è diventato allenatore di basket poi, no? Però cioè, era uno che io da bambino mi ricordo che questo Noè della Flora era uno che ogni giorno andava a prendere la Gazzetta dello Sport, me lo ricordo perfettamente. Quindi è un appassionato sportivo che ha frequentato quel campo lì. Ecco, dopodiché andiamo via veloci così recuperiamo tempo. Ma mi basta dare degli input. Ecco qua. Qua arriviamo a un certo punto, non trovo più notizie di basket, ma mi imbatto in questa notizia qua. E qui parliamo di pugilato in questo caso, no? Visto che parliamo, sì, qualcosa esce dal basket, no? In realtà, come collego questa persona alla pallacanestro? Intanto questo si chiamava Saverio Sacca, Saverio Grizzo, detto Sacca, perché dei Grizzo, sapete ci sono i soprannomi. Ecco, lui era alto 2 metri intanto, quindi poteva essere un bel giocatore di pallacanestro. È emigrato in Francia, diventa pugile e ha fatto lo stesso percorso di Primo Carnera, uguale identico. Solo che Primo Carnera poi è andato negli Stati Uniti, invece lui è rimasto lì in Francia. Però ha un curriculum che riuscite a leggere qualcosa lì, eh, interessante per il pugilato di quell'epoca. Non è stato tanto considerato, adesso mi viene da dire sta roba qua, anche nei libri di Pordenone del pugilato, perché qualcuno mi ha detto, ma sai, lì quella volta facevano pugilato dentro i tendoni del circo. Sì, anche Carnera, uguale identico, cioè lì facevano pugilato. Comunque, le testimonianze di quelli di Torre, quelli di anziani di Torre, si ricordavano una filastrocca che riguardava proprio questo pugile, perché adesso non so dirvi, la musica non la so, però più o meno era che Saverio Sacca, boom boom boom, e Carnera, cioè, c'era una filastrocca che riguardava questi due pugili, per cui erano visti uguali, praticamente simili. Ecco, però il collegamento col basket fortunatamente c'è perché comunque lui ha avuto il figlio che ha giocato a pallacanestro e anche i nipoti in Francia comunque, non qua a Torre. Ecco, detto questo era solo un piccolo, puoi girare immagini, ecco, questa è una testimonianza per esempio di alcuni giornali francesi che riguardano quello di Saverio Sacca, no? Dopo, allora, questo è l'ingresso una bella foto dell'ingresso del dopolavoro, presumibilmente qui siamo attorno al 36 come anno, a spanne, perché chi ci ha fornito la foto? Cioè, mi ha detto avevo circa 10 anni, ma non c'è, però diciamo che io non l'avevo mai vista questa foto qua, per cui è interessante, questo è il dopolavoro di Torres. E la nomina di Agosti, invece, che per rispondere a te mi sono sbagliato 10 anni, avviene nel 35. Nel 35 e viene nominato direttore del gruppo sportivo del dopolavoro. Ecco, allora, se giriamo la foto, adesso, qui andiamo qua, quella lì, questo è sempre il famoso campo Brasile, che era il più frequentato perché venivano da Pordenone a giocare qua, quindi si allenavano, facevano. Quello lì con la palla è un certo Rocco Marchi che per chi è appassionato di pallacanestro sa chi è, insomma, ma dopo ve lo accenno più tardi, magari se. E ci sono parecchie notizie di tornei e di cose interessanti, tutte a Torre, lì, in quel campo lì. Eh, Qui interviene però è una cosa molto interessante, questo è un torneo addirittura a pagamento, cioè il pubblico col pubblico pagante. Vuol dire che cioè, bisognava anche tirare sullo skate, come si dice, no? E, dopodiché vi elenco qualche altro sport, ma giusto per darvi delle indicazioni sotto la guida di Ettore Molmenti. Ettore Molmenti era sempre un dipendente del cotonificio, però Ettore Molmenti sarebbe il nonno di Daniele Molmenti, il campione olimpico di canoa, che lui ha detto che ricorda no, ma bisogna smentirlo categoricamente, cioè uno di Torre, sì, perché sennò. E Barone. Barone di Correggio, sì, a Barone.
Nel 1937 gli sport organizzati erano diversi, per esempio, eh, sia maschili che femminili, calcio, atletica, le bocce, tiro alla fune era uno sport molto praticato, il tiro alla fune. Il nuoto e anche pallavolo, c'era l'escursionismo, pattinaggio a rotelle, lo sci, cioè, e anche l'aristocratica scherma veniva praticata nel dopolavoro di Toga. Ora, queste sono le notizie stringate che di più non abbiamo trovato. Però, insomma, però era un periodo, perché siamo già negli anni 30-38, che la pallacanestro però stentava a decollare veramente, quindi i giornali molto spesso trovavi un articolo, pallacanestro dove sta, no? E quindi mancava l'organizzazione proprio, insomma. Boh, dopodiché, sì, dietro normalmente vi ho detto chi è, no? Sono a posto. Possiamo girare anche la diapositiva, così. E qui siamo alla comparsa dello sport femminile strutturato. E questa è la squadra del Vendramini di pallacanestro, la squadra femminile. Però qua abbiamo una notizia interessante. Dunque, l'anno è sempre il 38, il cotonificio veneziano, quindi che raggruppava i due cotonifici o anche barra tre forse, non mi ricordo, però cosa fa? Per promuovere lo sport femminile, perché alla propaganda serviva anche questo, tessera 2000 operaie, tutte quante, tutte tesserate, diventano tutte atlete, diciamo così, no? E per incentivare anche lo sport femminile fa questa operazione. E poi nel 1940 l'Italia entra in guerra e qua l'incremento delle attività è prevalentemente femminile, perché gli uomini erano da un'altra parte. Quindi anche qui, diciamo così, quello che troviamo nel sport femminile, si trova molto più sport femminile che maschile in quegli anni lì, perché è normale. No? E nel 40 troviamo anche l'esploit di una ragazzina di 14 anni che in questo ambiente molto conosciuta sarebbe la Teresina Degani, che vince una gara regionale di salto in lungo nel 1940. Poi se giri immagine, questa immagine ve l'ho messa perché nel 41 il dopolavoro viene intitolato ad Attilio Meneghel. Allora, Attilio Meneghel era il figlio del direttore del cotonificio, morto nei cieli di Albania, era un aviatore, no? Però sì, ma sto Attilio Meneghel, chi è sto Attilio Meneghel, no? Sì, a parte sapere che era morto in cieli di Albania, però non si sapeva niente di più. E la foto viene fuori dalla famiglia perché, come dicevo a Enzo, io sono un ricercatore poco d'archivio, più mi muovo con i contatti delle persone, quindi la famiglia che abita nel Cadore mi ha fornito la foto. Adesso quelli di Torre sanno almeno che faccia aveva qua, tutto qua, no? Ecco, dopodiché se giri l'immagine qua, nel 41, nel 41 comunque il cotonificio veneziano assume un insegnante di ginnastica che arriva dalla Reyer, la Reyer è una famosa società di ginnastica di Venezia, è una delle più antiche società di ginnastica, un certo Pietro Pasqualigo che poi rimane, abita qua a Torre e tutta la sua famiglia abita qua. Lo, un po' c'è una storia di questo Pietro Pasqualigo. Allora, lui evidentemente abitava a Venezia, però lì cadevano troppe bombe vicino a casa sua che a un certo punto disse devo andare via, no? Cioè, questa è stata la sua dichiarazione. E trova un impiego al cotonificio veneziano proprio come istruttore ginnico, quindi lui fa solo sport. Quindi la propaganda aveva anche bisogno di questa cosa qua. Ci sono delle foto nel mio libro anche della famosa piramide, quelle cose lì, insomma, che facevano ai tempi del fascismo. Era tipico trovare quelle cose lì. Qui invece abbiamo la squadra femminile del dopolavoro è interessante la quarta persona da sinistra, si chiamava Elda Daventini, che ho intervistato personalmente. E Elda Daventini, diciamo che mi ha descritto anche la divisa
delle atlete. E qui evidentemente non si vede, no? Però la gonnellina era bianca e la blusetta blu. Ecco, questa è stata una cosa interessante. Per descrivere, apro una piccola parentesi, perché la Daventini praticamente aveva 16 anni quando ha iniziato a fare lo sport, non sto neanche lì a leggere, non ricordo a memoria, insomma. E i suoi genitori non volevano che lei facesse lo sport. Perché? Perché lo sport era di provenienza, cioè era il regime che imponeva un po' questa cosa, no? Però lei mi ha detto candidamente, ma cosa ho avuto Nini? Mi dava a me a fare sport, mi pagava anche la giornata che manco non facevo fatica, non lavoravo. Cioè. Allora la condizione, diciamo, era anche questa un po', no? Dell'aspetto un po' di, di questa forma anche di fuggire un po' da quelle che erano le costrizioni anche del mondo del lavoro. Quella volta chi lavorava in fabbrica penso che avesse avuto qualche problema, no? La successiva immagine invece ci porta, qua siamo nel 42 e qui io non riconosco la Teresina De qua, però questa è stata fornita da Fiorelinda Piva, che era un'atleta, un'operaia del cotonificio di Torre, una campionessa nell'atletica. Eh, e in quel periodo anche la Degan era potrebbe sì, ma non sono capace di riconoscerla. Cioè, però comunque insomma, e questa era già un cambio di divisa, non so dire il colore, ma insomma, ma erano proprio in divisa, come dire, da competizione, l'altra era più da rappresentanza. Ecco, andiamo alla successiva, così, ecco, questo qua, quando c'è il passaggio alla fine della guerra, praticamente, c'è il passaggio, non si chiama più dopolavoro, ma diventano crali, sono circoli ricreativi, eccetera. No? Questo è il logo del... provo a illustrarlo, vediamo se riusciamo. Allora, voi vedete che c'è questa è la C, cotonificio, poi c'è la B di cotonificio e la P di pallacanestro qua dietro. No? Quindi pallacanestro cotonificio veneziano era lo stemma della pallacanestro, questo qua. Forse lo mettevano dappertutto, ma noi l'abbiamo trovato nelle maglie della pallacanestro. E lì Juvet Labor vuol dire che il lavoro giova più o meno, no? La classica frasetta insomma, vabbè. Boh. Nel 44, nel 1944, succede una cosa un po' strana. C'è una motivazione per partecipare al campionato di pallacanestro di massima divisione. C'era solo quello. Quindi era la Serie A praticamente, no? Quindi il Torre partecipa, Galdi Torre partecipa a questo campionato e viene assegnato, perché poi non è che giravano tutta l'Italia, però faceva parte del girone del litorale adriatico, quindi con Trieste, Gorizia, Udine, quelle squadre lì. Supera anche la prima fase, quindi riesce ad andare oltre, poi però la seconda fase contro squadroni come Trieste o Venezia le prende di santa ragione e si ferma lì. Però per noi di Torre, quella lì, seppur in un periodo strano, ma era sempre una Serie A, in cui c'è una partecipazione alla massima serie in questo senso, no? Ora giriamo un po' l'immagine. Guardate che io vado a braccio, perché vedete che vado a braccio, no? Boh. Allora, questo si chiamava Elio Van Zandt, era un ufficiale dell'esercito statunitense ed è stato il primo allenatore della nazionale italiana di pallacanestro, il primo in assoluto. E come, ed è molto interessante questa cosa, voi lo notate che è di colore, no? Quindi i pregiudizi nella pallacanestro erano già spariti già in quel momento lì, quindi per dire, no? E che continuano perché se voi guardate le formazioni di pallacanestro, i giocatori di colore sbagliano tutti, no? Quindi, Siamo qui, no, qui siamo, questo è nel 44 inizia il suo percorso e comincia, cosa fa?
diciamo, come istruttore più che allenatore, no? Comincia a girare un po' l'Italia per portare, diciamo, il suo metodo nelle varie società e quindi viene a Torre e Pordenone, ovviamente. Quindi frequenta la palestra di Viale Trieste e il campo sportivo del Graal, quello che aveva, non aveva ancora l'asfalto, aveva un asfalto magro, insomma, però era asfaltato. E queste due compagini cominciano a imparare un po' di più dei rudimenti dei fondamentali. Lui era uno che puntava tutto ai fondamentali, più che agli schemi e cose. Per cui anche questo è un passaggio interessante. Questo qua, sì, allenatore nazionale italiano, ma dove è diventato allenatore, quindi non è che adesso per portare un allenatore nazionale italiana qua hai voglia, cioè, per dire, no? Boh, andiamo oltre. Questa è la squadra, la formazione del Graal maschile e si riconosce anche proprio il dopolavoro, perché questo è proprio il dopolavoro di Torre Bassa, per dirci, anche se quella vita lì magari l'abbiamo vista in pochi. Ecco, quella lì è la formazione. No, no, beh, ma comunque va bene, sì, va bene. Questa è del 49, 1949. Allora, solo di uno non so come si chiama, uno di questi, però del resto sono tutti i nomi. O forse ci sono anche di quelli, non mi ricordo più. Però per cercare i nomi, guardate che per esempio il primo accovacciato da sinistra, so che si chiama La Piega, non la dico a memoria, per trovare quello lì ho telefonato a una che faceva pallacanestro che si chiamava Biol in Canada, cioè il giro è stato una roba incredibile, però è stato bellissimo perché risvegliavo in ognuno di loro dei ricordi incredibili. Questa signora del Canada, per esempio, ve la racconto così perché io ho telefonato diverse volte e quando la chiamavo era ammalata, aveva il Parkinson in quel momento lì, però io dall'altra parte sentivo l'entusiasmo che usciva dalla cornetta, per dire. Quindi sì, veramente è stato bellissimo come approccio anche. Ecco, le successive invece sono le squadre femminili del CRAL, che a un certo punto tutto la pallacanestro di Pordenone diventa tutta CRAL Torre. Voi notate questa foto è bellissima perché le prime giocatrici sono le nostre, no? Le altre sono di altre formazioni, di altre squadre. Però se notate le pantofole i sandaletti, le pantofole, una gioca addirittura due in gonna, no? Cioè, quindi è bellissima questa foto qua. Però insomma, la successiva è di sono sempre loro, però di un periodo diverso. Qui sono già un po' più, sì, ecco. Molte di queste sono ancora vive, per cui ogni tanto le sento anche, quindi siamo nel 49-50, no? Dopodiché la parte interessante, qui siamo già a colori diversi, nel senso che, e questa è la palestra di Via Trieste, si tratta sempre del Graal del cotonificio di Torre, però hanno cambiato il colore delle maglie. E anche qui ci sono diverse cose che riguardano il colore delle maglie. Per esempio, qualche partita veniva anche praticata allo stadio Bottecchia di pallacanestro, dopo la partita di calcio, perché consentiva che con un biglietto unico si poteva assistere a due manifestazioni, no? Quindi il calcio aveva sempre la precedenza, no? Che è ovvio era più frequentato, no? Qui voi vedete questa foto qua, la maglia è nera, i pantaloncini sono verdi con una riga nera. Si parla di un passaggio nero-verde come i giocatori del calcio. Ci sono diversi aneddoti. Pare che l'idea del nero-verde sia capitata in questo modo. È successo che, perché la pallacanestro aveva le maglie bianco-rosse, no? Anche se all'inizio della storia tutto l'atletismo all'inizio degli anni 20, queste testimonianze di Jacopo Grizzo, il nostro scarper, che ha frequentato questo ambiente qua, erano bianco-nere. Tutte le divise erano bianco-nere, dopo siamo passati al blu della blusetta, avete visto lì, poi però c'è stata l'evoluzione della maglia rossa, del bianco-rosso negli anni 40,
la maglietta del vecchio Kral era rossa, dopo ve le farò vedere meglio. Qui andiamo nero-verde perché pare che in una partita non avessero, cioè la squadra avversaria avesse la maglia rossa uguale alla nostra e per cui per sopperire a questo hanno usato le maglie del calcio. Beh, cioè, immagino già imbrattato di sudore, metti su, ma è boh. E da lì parte l'idea del nero-verde, diciamo così, no? E se vuoi possiamo andare anche alla successiva. No, anzi, rimaniamo, beh, passiamo lì, va bene, va bene anche la successiva a questa, questa è con la tuta di allenamento, e boh, puoi fermarti lì. Allora, questa è già del 55 come foto, però va detto che nel 54 il Cral di Torre sale in Serie B, cioè viene promosso in Serie B, quindi tengo a precisare che c'era Serie A, Serie B, cioè, quindi un livello appena sotto la Serie A. Va in Serie B e cominciano a giocare, utilizzano la palestra di Via del Trieste perché era al coperto, aveva un certo tipo come dire, di accoglienza migliore rispetto al campo all'aperto. Però i giocatori del CRAI non erano tanto contenti perché qua andavano a lavarsi sulla fontanella fuori della scuola, mentre qui al CRAI nostro, che era uno dei più attrezzati in Italia, dei più moderni, perché è stato inaugurato nel 1936, aveva le docce con l'acqua calda, docce con l'acqua calda che fino agli anni 70, forse anche oltre, a metà anni 70, la gente di Torre, qualcuno li utilizzava proprio per andare a farsi la doccia di sabato, ne vedevi tanti in bicicletta passare, asciugamano e saponetta andavano a lavarsi perché là c'era l'acqua calda per dire, no? Quindi il comfort dell'acqua calda la palestra di Villa Trieste non ce l'aveva, insomma, ma dal punto di vista si poteva giocare magari al coperto che diventava un po' più semplice, insomma, come aspetto. Allora, io ho fatto veloce questa cosa, ne avrei tante robe da dire, ma chi non ha il libro, 10 euro se lo compra, il ricavato va al basket di Torre e ci sono tante notizie in più. Allora, qui siamo nel 55, ma cominciamo ad avere, già nel 54, a dire il vero, cominciano i problemi economici per tutto il mondo sportivo del dopolavoro, il cosiddetto CRA, perché c'è una tormenta di neve che fa cadere il muro del cotonificio di Rorai e quindi evidentemente le risorse andavano spostate lì, quelle che c'erano, non sicuramente nello sport, perché era importante far lavorare gli operai, no? Questo era... E quindi comincia un po' il declino lì. Nel 55 e nel 56 la squadra regge, continua a stare a galla, ci sono anche dei rinforzi americani, già il Basket cominciava già ad avere dei rinforzi americani, eh, che erano gli alleati che sono arrivati qua e che si sono fermati qua, eccetera, insomma, quindi c'era anche questo tipo di... Nel 57 c'è la chiusura totale dei fondi per le attività sportive e quindi a questo punto si gioca fino al 58, la pallacanestro rimane come squadra fino al 58, poi si cambia aria, nel senso che diventa quella che è stata la gloriosa Roma Marti, in poche parole e da lì poi nasce la pallacanestro Pordenone e così via. Quindi per inciso la pallacanestro di Pordenone si può dire che nasce a Torre, perché anche benché ci fosse la presenza di squadre pordenonesi, ma il tutto avviene in questo famoso cortile Bresin qua, perché la frequentazione di Pordenone venivano qua praticamente quelli di Pordenone. E anche questo è un primato che mi sento comunque di assegnare al nostro quartiere, insomma, tra i tanti, anche questo mi pare che sia così. Ora vorrei fare un accenno a altri sport, perché siccome il tema di questa conferenza è cotone e sport, no? Allora qui faccio un accenno soltanto così brevemente, insomma, qui parliamo di calcio, qui si parla di questo Gelindo Romano che è stato uno dei più, diciamo così, le notizie più antiche del calcio, no? Negli anni 20 praticamente, ma che è arrivato poi a certi livelli, ha giocato anche per parecchi anni, anche col Pordenone. La successiva immagine invece riguarda
Nell'Obresin evidentemente il nome dice tutto, no? Quindi veniva proprio fuori da questo famoso stabile, no? E anche lui ha avuto dei buoni risultati come professionista, però nell'Obresin lo troviamo anche nella formazione degli anni, metà anni 20, i primi anni 30, nella formazione di pallacanestro. Quindi cosa vuol dire questo? Vuol dire che facevano un po' di tutto, nel senso che chi faceva calcio faceva anche pallacanestro, perché bastava insomma, vieni dai che giochiamo insieme, era un po' così, però funzionava insomma il meccanismo. Poi le successive, ecco qui invece parliamo del ciclismo. Questo è Emilio Grizzo, quello che ha avuto più risultati, diciamo, come ciclista a Torre, perché è diventato un semiprofessionista. La cosa è molto curiosa, lui è, cioè, il Grizzo comunque sono tutti da, no? Faceva parte dei Grizzo macellai, per capirsi. Lui praticamente cosa fa? Si deve sposare, fa il viaggio di nozze a Bassano del Grappa perché è andato a firmare la Villiers Triestina, che era una squadra corse che remunerava i ciclisti. Aveva due step, magari qui c'è Giacinto che è un esperto di ciclismo, ma ce lo direi ma così. Aveva due step, c'era la squadra, diciamo, dei super pagati e la squadra B, come di riserve, che non erano super pagati. Per lui faceva parte della squadra B, però era sempre un buon risultato. Le successive invece immagini riguardano sempre il ciclismo, che io diciamo sono arrivato fino al 59 a raccontarvi un po' di cose, poi ci sarebbe molto altro, ma ci fermiamo qua. Questo era Rolando Biagianti, anche lui, pensate che questo ha iniziato, Rolando, me lo sono scritto per non sbagliare data, ha iniziato nel 26 a correre, no? No, scusate, nel 55, lui era del 26. Nel 55 ha cominciato a correre in bicicletta e non si è più fermato fino al 2006. Quindi questo fino a 80 anni ha fatto gare, mi pare si chiamino master o cose del genere, ma anche mondiali. Cioè nel 2006 lui ha fatto il suo ultimo mondiale di gara, cioè quindi gente così. Poi abbiamo la successiva, anche questo è Flavio Silvestrini che abita qua di fronte, anche lui è iniziato nel 55, ok? La successiva, beh, di Flavio Silvestrini forse non serve che racconto nulla, perché qua penso che lo conoscono tutti. Questa è la maglia di Ezio Bellotto. Ezio Bellotto era un immigrato in Argentina con la sua famiglia. Lui ha vinto il campionato argentino per giovani corridori italiani. Questo tanto per dare l'idea, nel 59 vinto, no? Mi pareva giusto sforare anche, andiamo pure nel 59 perché è interessante questa cosa qua. La Federazione Argentina chiede a Ezio Bellotto di partecipare alle Olimpiadi di Roma del 1960, quindi viene convocato per essere inserito nella squadra di ciclismo, solo che doveva diventare argentino. Lui rifiuta, dice no, io voglio rimanere italiano, quindi non parteciperà mai a queste Olimpiadi. Ma non si è pentito della scelta, insomma, quindi non è così. È uno che si trova in giro nei bar qua la mattina, va a prendere il pane, quindi se volete mi fate firmare, fare l'autografo. Ecco, dopodiché andiamo alla successiva, invece qui parliamo di box. Anche qua abbiamo dei boxer che non era tipicamente però uno sport da crowd, diciamo così, ma in realtà poi questi sono tutti di top. Adesso ve li dico a memoria perché ci sono i fratelli Musetti che hanno, e Eliseo Ramponia, penso che Gigi Bettoli e Eliseo Ramponia l'ha conosciuto di sicuro, credo, no? Cioè, anche lui questi hanno vinto magari delle gare o dei titoli regionali. L'immagine successiva invece abbiamo, abbiamo per esempio Aldo Turcatel, lì c'è scritto nella cosa che ha fatto i guanti con Benvenuti, vuol dire che si è allenato diverse volte in incontri di allenamento con Nino Benvenuti. E quello che ha raggiunto la qualifica più alta, diciamo così, è Giuseppe Valeri, che ha vinto il campionato regionale. Cioè, insomma, questi sono i boxer più. Dopo a Torre non abbiamo grandi
Poi la successiva, e qui abbiamo sempre il judo con Portolan, che è il primo da sinistra, vedete. Lui lui era del 38, ha iniziato nel 56 con lo Judo Club Pordenone, si chiamava così. Sì. Ecco, poi la successiva ancora, questo qua è un alpinista, anche Enzo prima ha fatto riferimento all'alpinismo, qui siamo però in tempi, Ezio Bigotto era del 49, ha iniziato a scalare, cioè la sua prima tessera del CAI del 55, però è un alpinista che ha aperto delle vie in Turchia, cioè quindi non è un alpinista che oh, vado a fare la gita, questo ha aperto delle vie, quindi è una pista importante per noi. Poi andiamo oltre, anche questo credo sia un personaggio che in questo ambiente è stato, ma almeno quantomeno, magari marginalmente conosciuto. Questo qua, Tranquillo Mucin, era del 1915, lui ha vinto delle gare negli anni 50 di motociclismo. E io ho un ricordo particolare perché ho lavorato in una fabbrica dove c'era anche lui che lavorava e qualche volta mi portava a lavorare in moto. Avevamo un'ora di pausa tra mezzogiorno e l'una. La fabbrica era a Porcia. Lui andava sempre a casa a mangiare. Cioè, quindi voi dovete ragionare che in un'ora bisognava fare quei 6 km di andata e di ritorno. In moto però era uno spazio che correva come una roba. E qualche volta quando mi portava in moto, cioè, non so, volava, cioè una roba, ma sapeva stare in moto veramente, che aveva già una certa età, ma era veramente una roba. Ecco, non abbiamo altro di lui, perché c'è dell'altro di sicuro, è poca documentazione, però sicuramente insomma era protetto anche per quello sport lì, no? E poi ne abbiamo, qui invece è l'omaggio a Teresina De Gano, qui credo che questa immagine sia della giovane Teresina De Gano, perché è giovanissima lì, se la vedete lì, no? Con tutto il suo curriculum sportivo, insomma, diciamo così che è stato un esempio per anche in questo ambito, nello sport femminile, sicuramente, fatto di tutto comunque, no? Adesso volevo chiudere, perché mi pare che siamo fatti già una certa ora, no? Che così siamo tutti felici che chiudiamo. Volevo chiudere con due immagini, se me le mandi, perché allora, queste immagini io le ho chiamate giganti di torre. Allora, voi focalizzate questa immagine, ok? Adesso passa l'altra e focalizzate questa. Boh, questa mi riguarda, ma puoi anche toglierla così, boh. Ma li ho chiamati così perché volevo, come dire, trasmettervi il carattere dei torresani. Dunque, questo è un mio amico che in questo caso lo sport è il sumo e si è trovato a combattere contro quest'altro gigante. Quindi voglio dire, non è neanche semplice provare a immaginare sta roba, no? Cioè, boh. E l'altro è la stessa roba, perché io mi sono trovato a giocare contro di uno di 2,15 m, però paura zero, questo voglio dire. Perché vi dico questo? Per collegarlo a un discorso. Vi invito ad andare a visitare la mostra, che è una mostra permanente, non è che si paga per andare a visitare la mostra. Vi bevete il caffè al bar del Torre Basket e va bene, insomma, ecco. Però in questa mostra voi scoprirete che ci sono tanti atleti di diverse discipline sportive che caratterizzano il nostro quartiere. Quindi qua non significa che uno è nato a Torre, perché non è questo, ma anche chi arriva da fuori poi in qualche modo riesce a trasformare, non so, abbiamo un sacco e quindi olimpionici non c'è solo Daniele Monnetti, c'è Moreno Boer che ha fatto le Olimpiadi, Marzia Caravelli, poi abbiamo anche, adesso diciamo così, le Olimpiadi per disabili li chiamavano così volgarmente, però abbiamo un campione di tiro a segno che lì, cioè, quindi ci sono anche e tanti campioni nel calcio, nella pallacanestro, nella pallavolo, nel golf, insomma, c'è di tutto. Quindi, evidentemente, è un discorso anche che meriterebbe uno studio antropologico questo fenomeno. Però io lo reputo proprio dal carattere che ha questo quartiere qua, che continua a mantenere un po'
po' questo carattere, no? Perché per noi di Torre, quei del Pordenone, non è che proprio siamo un po' in competizione, no? Cioè, però positiva, niente da dire. Bene, l'altra foto, credo però, per essere un po' più seri, che forse parte tutto da questo personaggio, da Sera, perché se c'è una cultura sportiva, probabilmente parte da lì, da quel tipo di organizzazione lì. Se non ci fosse stata, forse magari non saremmo qui a parlarne, non so. Adesso ti invito a mettere l'ultima, così chiudiamo questa, perché siccome lui ha parlato di filo rosso, e qui c'è un filo rosso effettivamente. Allora, questa maglia la trovate in mostra, c'è l'originale proprio nella mostra c'è. Tenete presente che è una maglia degli anni 40. Dovete immaginare che le maglie degli anni 40 erano tutte quelle tipo, non so, la netta che beccava di gumi, no? Non so se avete presente. Ecco, questa invece è di un cotone raffinato, è una maglina di cotone raffinato. Allora, lo studio non mi ha portato un granché, perché ho provato a capire come mai avevamo quella maglia lì, no? Come pallacanestro. Allora, la prima ipotesi è stata che è arrivato questo Pietro Pasqualigo, che era un allenatore che veniva dalla Reyer. La Reyer Venezia ha le maglie Amaranto, ha sempre avuto Amaranto, no? Era un'ipotesi che lui fosse venuto col borsone di maglie e le avesse distribuite un po' agli atleti di Torre. Però abbastanza inverosimile, perché cioè, mi fa strano che uno porta delle maglie da Venezia qua così, insomma, no? L'altra ipotesi, la più creditata secondo me, è quella che c'era anche la tintoria, avevamo la tintoria. Quindi i colori più utilizzati in quel momento storico e i più economici erano il rosso, l'amaranto e il blu, che venivano fatti con dei materiali, cioè delle cose vegetali, per cui non costavano. Il fatto che sia di maglina, questo è un buon punto di domanda, ma siccome facevano il cotone, evidentemente è di maglina di cotone per quello. Il colore credo vada attribuito a quel discorso lì, secondo le ipotesi, perché non ci sono documenti. Però che le tinte, c'era, adesso non mi ricordo bene quale vegetale comunque che faceva diventare il colore rosso del cotone. Robbia. Può essere, sì, però direi che è il più accreditato, secondo me, no? E quindi abbiamo anche questa bella maglina in cotone raffinata, che secondo me, cioè, non tutti avevano una maglina in cotone, quindi avevamo anche chi giocava per la maglietta lì era anche privilegiato rispetto ad altri che beccava. Ecco, io chiuderei con questa perché Isaì, che aveva il bar di questo colore, perché è sì, il no, tifoso del Torino. va via il tifoso del Torino, ci sta. Però per dire, questa cosa qua è molto curiosa, ma si può sicuramente definire l'aspetto proprio del colore amaranto, proprio fatto dal cotonificio, insomma, nostro. Ecco, tutto qua. Quindi tutto torna. Chiudiamo con il filo di cotone rosso. Bene. Grazie. Grazie a voi. Io ho accelerato, io ho accelerato.